comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio e Forza Napoli, vestito da giallo limoni, giallo limone, gialla maglia e due limoni, belle, zucuse, rifilati anche al Sassuolo. A Scanzuolo vogliamo chiamarlo così? Sì, Scanzuolo, con noi Scanzuolo. Giustamente Scanzuolo, perché poi grande gol di potenza di Onas è venuto da uno sbaglio della difesa, quindi è Scanzuolo. Pure il grandissimo gol, perché guardate, io come cristiano ho sempre schifato per i vari motivi che voi sapete, Insigne. Ma oggi ha fatto un gol, ma come tanti altri, però il gol che ha fatto mi sono alzato in piedi e ho applaudito, perché là, da quella posizione bella, quel tiro a giro, ma mi ha fatto arrecreare il gol. Ma finalmente, perché l'avevamo tenuto in partita il Sassuolo, ma è mai possibile fino al 65esimo in partita. Se non arrivava il gol di Insigne lo tenevamo sempre in partita su Sassuolo, ma è mai possibile. Il primo tempo fino a 40 minuti abbiamo sprecato l'ira di Dio, potevamo finire almeno il primo tempo 3-0 e già tu la partita la calpestavi, ma ci potremmo mai fumare sempre tutti questi gol. Un grande Ospina, sinceramente Ospina avevo detto che non mi convince né Palovic tutto. Secondo me era l'ambiente, si doveva ambientare, ma più passa il tempo e più in mezzo a quei pali lo ci vedo bene. Infatti ha fatto 3 o 4 interventi Ospina che ha salvato pure il risultato per non prendere gol. Di bello, dice la verità, l'arbitro poco mi è piaciuto pure, l'arbitro ha fatto quell'espulsione che non l'ho capito. Poi Merquit, pure una bellissima prestazione. Merquit ha sostituito degnamente Mario Rui. Quello che poco mi è piaciuto è Zilischi, già essere sincero, poco mi è piaciuto Zilischi. Poi ho visto il labiale di non so se ci avete fatto caso, il labiale di Avarà. Quando è stato sostituito ha detto questo, non so se chi di voi ci ha fatto caso, ha detto sempre a me con Allan. Io almeno ho visto questo, ha fatto sempre a me. Evidentemente, l'ho detto, a centrocampo, un Verdi a centrocampo che nei 4 di centrocampo, perché siamo partiti col 4-4-2, nei 4 di centrocampo in poche parole faceva il ruolo di Insigne come esterno. Però pure Verdi non è che mi avesse piaciuto così tanto, mi avesse piaciuto, però Mertens invece pure ha fatto la sua partita, ovviamente, ha fatto quell'assist che è la Verdi, ci doveva solo stare Verdi là e lo appoggiava. Poi Koulibaly mi sembra che era diffidato, è stato ammonito e quindi salterà la prossima. Però un Napoli che ha dominato questa partita. Il secondo tempo Sassuolo sinceramente ha giocato, sì, però ovviamente ha giocato perché non l'avevamo chiusa la partita, perché se avevi chiuso la partita già il primo tempo il Sassuolo non gli davi nemmeno fiato di fargli giocare la partita. Quindi queste partite qua tu hai scamazzato subito, hai scamazzato, per piacere. Beh, ora ci prendiamo questi 3 punti, ma mi sembra che c'è la sosta. E stasera gioca l'Inter a Ferrara. E niente, io sono contento, questi 2 limoni, bello, zucuse. Ecco, volevo dire una cosa, ieri ho fatto il video che uscirà sotto alla fine di questo video, andate a cliccare su Cristiano Ronaldo, cosa ne penso per la situazione del presunto stupro.
vi avviso, Rubentino non è leccaggine di culo. È inutile che dici mi sono iscritto al tuo canale, io sono un anti-rubentino a vita. Io non vi lecco culo a voi, per gli iscritti come fanno tanti youtuber, pur napolitani, interisti, milanisti, io non vi lecco il culo, o culo non vi lecco. Quella è una difesa personale su Cristiano Ronaldo, con voi non vi difenderò mai, mai e poi mai, quindi se dovreste fare ripensamenti, fate iscritto al canale perché mi è piaciuto da me, voi potete pure cancellare da voi. Ma potete pure lavare in soppip, non c'è problema, perché vi avviso, io quando vedo le cose oneste le dico, ma visto che, parliamoci chiaro, io sono anti-rubentino e non vi posso abbarare calcisticamente, quindi sta a rischio, a pericolo vostro di rimanere in tuo canale mio, vedete ve l'ho detto, sono sincero, a me non servono gli iscritti per quel video e avere i complimenti e parop. Vi potete aspettare qualche video cattivo nei vostri confronti quasi sempre, e quindi dipende pure dalle circostanze. E quindi a roba io mi hai deluso chi ti ha chiamato, capito? Chi ti ha chiamato, quindi nessuno ti ha chiamato, nessuno ti ha detto si andava lì. Se ti vuoi restare bene, però devi capire che io sono anti-rubentino e razza. Punto. Ciao, voglio un bacione, sempre e solo Forza Napoli, perché tutto riesce a munnezza e sicché lui. Ecco voi di che fa. Ciao, voglio e Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di